Io l'ho sentito il 22 di dicembre alle 10:50 circa di sera. La chiamata e cosa le ha detto? Niente, che stava rientrando a casa in auto con altre due persone, due professori del corso di sceneggiatura che aveva fatto, con cui stava lavorando, e che si erano fermati in un autogrill a Pesaro. E da qui in poi di Fabrizio Melodia, 43 anni, di Mira, non si ha più alcuna traccia né notizia, come ci racconta la moglie. E dopo sarebbe rientrato a casa, che avremmo finito di fare le compere di Natale il giorno 23 assieme, e basta. Questo è tutto quello che mi aveva detto, che mi amava e che non vedevo l'ora di vedermi. Fabrizio si trovava in Abruzzo da settembre, dove stava girando una fiction di fantascienza per la TV, così aveva raccontato alla moglie. Ho fatto la sceneggiatura e stavano facendo le riprese. Soltanto pochi giorni prima dell'ultima telefonata fatta alla moglie, Fabrizio aveva prelevato 6.000 euro dal conto corrente in comune. Il 14 di novembre. Sposati da 16 anni, mai una crisi, né un sospetto. Sabrina si è sempre fidata di lui, al punto che non gli aveva nemmeno mai chiesto i nomi delle persone con cui lavorava, né si accompagnava in auto la sera della scomparsa, visto che lui non guida. L'appello di Sabrina a chiunque sappia qualcosa, anche il più piccolo particolare. A casa tua è sempre aperta e io sono sempre qua, la famiglia tua è sempre qua. I miei amici lo stanno aspettando, siamo tutti preoccupati.